Buonasera a tutti e bentrovati all'8ª puntata di Insieme da Aquileia, una puntata ancora una volta molto ricca. Ritorneremo su una questione venuta fuori la settimana scorsa, quella del crocifisso dopo la sentenza europea che ha detto di no, una vicenda che è partita proprio dal Veneto. Torneremo su questo, su tanti altri argomenti degli scorsi giorni, eventi, incontri, convegni che si sono svolti. Ringraziamo quanti continuano a seguirci sui canali terrestri, sull'analogico, quindi nella televisione normale, e anche su internet, che è un po' la nuova frontiera. Noi già ci siamo, www.youtube.it/Telechiara Produzioni, poi li trovate Insieme da Aquileia e anche tutte le altre produzioni di questa stagione di Insieme da Aquileia. Vediamo allora il sommario di questa 8ª puntata. Cominceremo dunque sulla questione del crocifisso, un crocifisso, come abbiamo deciso di titolare, crocifisso messo in croce, riprendendo quanto è successo ad Abano, sentendo il preside della scuola da cui era partita circa 8 anni fa quella vicenda. Poi sentiremo la voce di un vescovo, il vescovo di Adra Rovigo, quella del sindaco di Padova, di un altro sacerdote e anche di un giurista. Poi avremo un ospite in studio, l'abbiamo già avuto nella scorsa stagione, è ritornato a trovarci e tornerà anche nelle puntate successive. Don Valentino Salvoldi, incaricato per la Santa Sede di formare i preti delle giovani chiese. Con lui parleremo proprio del Sinodo per l'Africa, chiusosi recentemente in Vaticano. Poi ancora poveri della strada, si avvicina l'inverno e quindi anche da Padova arriva un'iniziativa contro quelli che sono senza tetto, un paio di restauri, la chiesa di San Gaetano a Padova e il seminario vescovile di Verona, la consegna di un importante testo bellissimo e anche importante, il breviario Grimani, dalle mani della Regione alle mani del Patriarca di Venezia, una copia perché l'originale è conservato nella Biblioteca Marciana. Poi ancora un confronto tra sacerdoti e mondo agricolo, proprio nei giorni in cui si chiude tradizionalmente l'anno agricolo con la giornata del ringraziamento, la scuola del legame sociale a Padova, il 27° premio per la cultura cattolica, e parleremo anche di uso consapevole del denaro. Sommario molto ricco, come dicevamo, e ritorniamo dunque sulla sentenza della settimana scorsa, quella della Corte di Strasburgo, dando innanzitutto ancora una volta lettura del comunicato ufficiale dei vescovi italiani, quindi della CEI. La decisione della Corte di Strasburgo suscita amarezza e non poche perplessità, fatto salvo il necessario approfondimento delle motivazioni. In base a una prima lettura, dicono i vescovi italiani, sembra possibile rilevare il sopravvento di una visione parziale e ideologica. Risulta ignorato o trascurato il molteplice significato del crocifisso, che non è solo simbolo religioso ma anche segno culturale. Non si tiene conto del fatto che in realtà nell'esperienza italiana l'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici è in linea con il riconoscimento dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano, ribadito dal Concordato del 1984. In tal modo, chiude il comunicato della CEI, si rischia di separare artificiosamente l'identità nazionale dalle sue matrici spirituali e culturali, mentre non è certo espressione di laicità, ma sua degenerazione in laicismo, l'ostilità a ogni forma di rilevanza politica e culturale della religione, alla presenza in particolare di ogni simbolo religioso nelle istituzioni pubbliche. Queste sono parole di Benedetto XVI nel suo discorso ai partecipanti al 56° convegno nazionale dei giuristi cattolici italiani. Questo è il comunicato ufficiale della CEI, arrivato poche ore dopo la sentenza della Corte di Strasburgo, ma torniamo proprio sul luogo da cui era nata tutta la vicenda, una scuola di Abano Terme. Abbiamo intervistato l'attuale dirigente scolastico, il preside, il professor Paolo Merlo, e poi sentiremo la voce di un vescovo, il vescovo di Adra Rovigo, Monsignor Lucio Soravito De Franceschi, anche quella di un politico, il sindaco di Padova Flavio Zanonato, di un altro prete, il rettore della chiesa di San Gaetano di Padova, Monsignor Daniele Prosdocimo, e anche di un giurista cattolico, il presidente proprio dei giuristi cattolici italiani, il professor Francesco D'Agostino. Vediamo allora i commenti su questa sentenza nei nostri servizi.
Il casus belli, chiamiamolo così, è partito nel 2002, ma da allora nessuno mai ha più sollevato questioni, nessuna famiglia ha dimostrato disagio per la presenza dei crocifissi. Immaginate che ci sono in questo istituto più di 500 alunni, quindi significa che dietro le loro spalle ci sono 500 famiglie e quest'anno e negli anni precedenti nessuna di queste centinaia di famiglie ha sollevato problematico, si è sentita a disagio, quindi è una cosa che è successa nel 2002, da allora non è successo nulla, quindi non prendiamo questa scuola come simbolo perché è un problema o è un'azione questa del rispetto religioso che riguarda non la scuola ma riguarda il Veneto e l'Italia. Ci tiene a fare chiarezza il professor Merlo dopo che dal suo istituto nel 2002 era partito il braccio di ferro intorno all'esposizione in classe del crocefisso, chiuso dalla sentenza della Corte di Strasburgo. Non vuole che la sua scuola diventi capro espiatorio in mezzo ad una ridda di interpretazioni e giudizi che con l'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre nulla hanno a che fare. Dalle sue classi, al contrario, integrazione e soprattutto conoscenza sono la fucina da cui lo scorso anno ha preso forma anche questo calendario, il calendario dei diritti, un'esperienza destinata a diventare tradizione e soprattutto intelligente strada maestra per tanti ragazzi che vogliono crescere senza paura di simboli e diversità. È un'indicazione ma anche il prodotto della collaborazione, come diceva giustamente lei, ma anche dell'attenzione alle diverse culture. Ogni anno, il 10 di dicembre, noi ricordiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e per arrivare al 10 di dicembre facciamo iniziative anche nei mesi precedenti di osservazione dell'altro, rispetto delle religioni, assieme ovviamente con i docenti, per arrivare al 10 dicembre a un momento importante, ma no, ovviamente è una tappa e poi l'azione educativa e formativa continua anche nei mesi successivi. Dobbiamo riconoscere che il crocifisso è espressione di quella fede cristiana che ha dato un orientamento abbastanza chiaro alla cultura della nostra Europa. Il crocifisso è un punto di riferimento per i cristiani che, ripeto, hanno avuto nel corso di 2000 anni un ruolo decisivo nel modo di impostare la cultura europea. In secondo luogo non dobbiamo dimenticare il valore di cui il crocifisso è portatore, parlo in termini, se vogliamo così, laici, no? E vale a dire che il crocifisso esprime amore, esprime donazione, esprime l'idea che la vita vale quanto più sappiamo condividerla e donarcela l'uno per l'altro. Quindi è davvero preoccupante, direi angosciante, vedere come dei simboli che oltre ad avere un ruolo culturale che ha inciso sulla nostra Europa, che hanno un valore, anche una proposta valoriale enorme, vengano così estromessi dal mondo pubblico. Quando qualcuno non ha un diritto, non lo si toglie anche a qualcun altro. Cioè, sarei stato per aggiungere il diritto, mettiamo, dei cittadini musulmani a vedere un momento di valorizzazione della loro religione, non quello di togliere ai tanti, alla stragrande maggioranza della popolazione che è cristiana cattolica, la possibilità di vedere un simbolo dei propri valori e della propria fede. Quindi l'ho trovata non convincente. Io sono per aggiungere i diritti, non per toglierli. Sarebbe proprio un andare contro quello che siamo, le nostre radici, la nostra cultura, la nostra fede, la religiosità. Direi che nella libertà religiosa, e qui questo è un monumento sicuramente di libertà religiosa, di espressione, ecco, di un amore a Gesù crocifisso, risorto, che direi è proprio insensato, ecco, un qualcosa del genere. Con ogni probabilità i giudici di Strasburgo hanno compiuto un eccesso di potere, perché non spetta a loro sindacare i simboli religiosi come espressione delle tradizioni dei singoli popoli europei, ma soprattutto l'incredibile illuminismo dei magistrati di Strasburgo è stato quello di ritenere che l'assenza di simboli sia più formativa della presenza di simboli radicati da secoli e secoli nella tradizione
di un paese, in concreto nella tradizione dell'Italia. Non si educa sottraendo, si educa aggiungendo. Non c'è nulla da temere in un simbolo altissimo come quello cristiano del crocifisso per l'educazione dei bambini, come ovviamente non ci sarebbe nulla da temere se un ebreo proponesse la stella di Davide come simbolo dell'ebraismo, dato che qualunque simbolo ebraico è pieno di storia e di valore. Quello che c'è invece da temere è che depauperando, sottraendo, limitando l'offerta ai giovani di questi simboli si impoverisca, si matematicizzi, si riduca in dimensioni sempre più piccole la cultura che invece dovrebbe fiorire, moltiplicarsi e diffondersi. Queste dunque le impressioni raccolte e a caldo e anche qualche giorno dopo sulla sentenza della Corte di Strasburgo. C'è ovviamente un ricorso, come sapete, del governo su questa questione, quindi la sentenza non è ancora esecutiva e definitiva. Tra poco, dopo la pubblicità, un ospite in studio col quale parleremo del recente Sinodo per l'Africa. È tornato a trovarci Don Valentino Salvoldi, che è uno dei responsabili di propaganda Fide, appunto dal Vaticano. Lui è tornato a trovarci, con lui parleremo tra poco di Sinodo per l'Africa. Vi aspetto. Ed eccoci rientrati in studio per questa puntata di Insieme da Aquileia. Come abbiamo annunciato, arriviamo a parlare del Sinodo per l'Africa. Lo facciamo con un ospite di rilievo che ci ha raggiunto negli studi e lo risalutiamo dopo averlo incontrato già nella scorsa stagione. Don Valentino Salvoldi, che è incaricato dalla Santa Sede per la formazione del clero delle giovani chiese. Bentornato, Don Valentino. Grazie per questa opportunità che mi date di mettermi in contatto con tante persone. Allora, dicevamo, Sinodo per l'Africa si è chiuso il 25 ottobre, ha durato molte settimane, non tutti i mezzi di comunicazione, almeno quelli diciamo di massa, quelli che la gente guarda più numerosa, se ne sono occupati in maniera approfondita. Noi cerchiamo di tornarci sopra appunto a circa 2 settimane dalla chiusura. Quindi cosa possiamo dire di questo Sinodo per l'Africa? Beh, innanzitutto è interessante il titolo, La Chiesa in Africa al servizio della giustizia e della pace. Anche il sottotitolo, Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Per quanto al titolo, già nel primo sinodo 15 anni fa sull'Africa era stato trattato il tema della giustizia, ma assieme ad altri temi. Ma visto che la situazione in Africa purtroppo, anziché migliorare, va peggiorando un po' tutti dai punti di vista, la fame. Il Papa recentemente ha detto che siamo nel mondo 1 miliardo di persone che soffrono la fame, per non contare quelli che muoiono di fame, e addirittura si parla di 40 bambini ogni minuto, 57.000 al giorno. Nel contesto di una situazione tanto disumana, il Sinodo africano ha voluto concentrarsi sulla giustizia, il rapporto nord e sud del mondo, in vista di vedere che cosa si può fare per creare quella pace che è frutto della giustizia. Se non c'è la giustizia, anche quegli africani che per natura e per temperamento sono buoni, comunicativi, cercano di dimenticare il passato, quando ti muore 1, 2, 3, 4, 5 figli, ecco che viene spontaneo prendere il macete e spaccare la testa a qualcuno. Cioè l'ingiustizia esaspera le persone. Per questo motivo i vescovi hanno voluto dedicare tutto questo tempo al tema della giustizia. Il sottotitolo, Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. I vescovi ci dicono che come cristiani dobbiamo avere qualche cosa di nuovo, qualche cosa di originale, qualche cosa di decisamente diverso rispetto a quello che vanno dicendo le altre religioni. Tutte le religioni teoricamente sono al servizio della giustizia e della pace, ma il cristianesimo ti porta anche all'affermazione di dover amare il tuo nemico. Quindi quello che deve essere originale, unico e bello del cristianesimo è cogliere l'essenza che la riconciliazione e il perdono sono il profumo del cristianesimo. Sinodo per l'Africa,
L'Africa è grandissima, Don Valentino. Possiamo dire, per la sua esperienza, che ci siano varie Afriche al plurale? E infatti si parla di Afriche. Il nord dell'Africa non ha niente a che fare con il resto, ma già anche il Corno d'Africa, l'Etiopia per esempio, non si reputa Africa. Oltretutto la loro cultura è semitica. C'è una certa omogeneità nei paesi a sud del Sahara, per poi tornare ad essere diversi. Nel Sudafrica il mese scorso ero a Durban parlando con il cardinale Napier, che ha fatto colpo durante il sinodo per la sua intelligenza, per la precisione delle proposte. Ecco, ho visto quanto tu stesso dici, che giustamente bisogna parlare di Afriche. Paragonare un etiope a un africano è come dire che uno svedese è uguale a un napoletano. Ecco, insomma, è abbastanza chiaro, c'è molta varietà. Alcune settimane fa nella nostra trasmissione abbiamo raccontato la storia di due giovani sposi, due trevigiani, che stanno partendo per l'Africa. 2 anni di missione, hanno venduto la casa, lasciato il lavoro, e una decisione certamente radicale, un po' controcorrente rispetto a noi. Quindi prendo spunto da questa storia per chiedere che cosa possiamo fare allora noi europei per l'Africa? Innanzitutto i vescovi ci hanno supplicato di fare in modo che l'Africa mantenga la sua identità e non sia di nuovo colonizzata. E c'è il pericolo di colonizzare l'Africa portando la nostra mentalità consumistica, portando quel deleterio relativismo basato sul nichilismo. Per cui il Papa già prima l'aveva detto chiaramente, i vescovi l'hanno ribadito: per favore lasciate che l'Africa si sviluppi con i propri criteri, con la sua cultura, con i suoi tempi, senza interferire direttamente, continuamente, portando i nostri criteri, la nostra cultura in quel paese. Sono contento che, come tu dici, dei volontari scendano in Africa a fare del bene, però innanzitutto io, dopo 30 anni che giro in più di 30 paesi africani, io dico, il primo passo della missionarietà è cambiare noi qui in Occidente. Perché nella misura in cui noi continuiamo a vivere felici da soli e esportiamo beni dall'Africa, le materie prime, nella misura in cui noi guardiamo prevalentemente a noi stessi, continueremo a fare del danno enorme all'Africa. Quindi prima di avere dei volontari, lodevoli in sé, che vanno ad aiutare gli africani, io dico ai cristiani: diventate cristiani. Cercate di capire la vostra identità e cercate di non fare una specie di macabra fortuna sulla pelle dei nostri fratelli che non hanno le nostre stesse possibilità. Ultima breve domanda, un minutino circa di sintesi per tornare su un tema di attualità. Gli sbarchi, l'Africa, l'immagine dell'africano è spesso associata ai poveri disperati che arrivano sui barconi. La sua opinione su questo flusso che sembra interminabile, ma che sembra anche parzialmente arrestato dopo le recenti decisioni del governo? I padri del Sinodo hanno raccomandato di essere comprensivi con quelli che vengono da noi. L'anno scorso io ero nel Senegal, parlando con i vescovi e con i sacerdoti, ho visto la sofferenza di vedere che i nuovi schiavi sono quelli che lasciano il paese, si mettono su fragili imbarcature e molte volte periscono, muoiono prima di arrivare nella nostra terra. E quindi il grande messaggio sarebbe questo: aiutiamo gli africani a stare nella loro terra. Ecco allora che il Sinodo ha supplicato noi affinché possiamo favorire la cultura, favorire le radio, favorire le università cattoliche, in modo tale che, ponendo gli africani nella condizione di restare nel loro paese, cerchino il bene della loro gente stando nella propria terra, perché sostanzialmente noi ci accorgiamo che vengono da noi quelli che hanno delle lauree, quelli che sono i più intraprendenti, e qui fanno una vita miserabile. Quindi è segno di intelligenza porre le premesse perché vivano dignitosamente nel loro paese. Grazie allora Don Valentino per questo approfondimento sull'Africa. Avremo modo di rivederci anche nelle prossime puntate per parlare di altri argomenti, di Natale, di preghiera, quindi do appuntamento anche la settimana prossima. Grazie mille a tutti. E noi ci rivediamo tra poco dopo lo spazio pubblicitario. Restate con noi.
Eccoci tornati dopo l'incontro con Don Valentino Salvoldi, che ritroveremo anche in puntate successive. Veniamo ora a parlare di un'iniziativa da Padova. Sono quasi 500 i senza tetto stimati nella città del Santo, una situazione che si aggrava con l'arrivo dell'inverno. Di possibili soluzioni e progetti si è parlato al convegno Città del Santo, città di tutti, Padova e i poveri della strada, convegno svoltosi nei giorni scorsi e seguito da Valentina Voi. Sono quasi 500 le persone senza fissa dimora che vivono a Padova, una situazione che si aggrava con la stagione invernale e l'arrivo dei primi freddi. L'importanza di riflettere su questo argomento e di trovare soluzioni condivise tra associazioni del territorio ed istituzioni è stata fulcro del convegno Città del Santo, città di tutti, Padova e i poveri della strada, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Dunque, il servizio della comunità di Sant'Egidio è un servizio alle persone di strada che consiste nella distribuzione di cibo e bevande calde 2 volte alla settimana, la sera in diversi luoghi della città, per esempio presso la stazione ferroviaria. Noi a partire da questa esperienza abbiamo voluto quindi organizzare questo convegno dal titolo appunto Città del Santo, città di tutti, perché siamo consapevoli del fatto che solo una città più umana, una città inclusiva, che a partire dai poveri cerca la solidarietà, ecco, in questo modo è possibile una città migliore, Crediamo che Padova abbia bisogno anche di confrontarsi su questo. L'identikit dei senza tetto padovani è molto cambiato in questi anni. Mentre una volta erano per lo più anziani ed italiani, oggi i senza fissa dimora hanno un'età che spazia dai 20 ai 70 anni e sono in larga parte stranieri. Si registrano inoltre molte più donne di un tempo. Ma è importante riflettere sulle motivazioni che portano a questa situazione. Senza dimora non è soltanto senza un tetto, ma è senza diciamo, un'attenzione, senza una relazione, che è la cosa peggiore. Senza dimora sono anche in modo particolare persone che divorziate, separate, si trovano nella necessità di non avere più il punto di riferimento e si trovano su una strada. Da parte di istituzioni ed associazioni agire per i senza tetto è possibile. Ma le possibilità sono quelle sicuramente di un miglior coordinamento, di una migliore collaborazione tra tutti gli attori, penso non solo al comune o alle associazioni e le cooperative, ma penso anche con l'azienda ospedaliera, con l'ULSS, e forse c'è bisogno anche di una nuova strategia, di una nuova politica che sia più attenta per esempio ad una nuova necessità di sostegno alimentare. Poi ricordiamo che siamo alle porte dell'inverno e naturalmente si pone il problema di assicurare un letto per tutti. Ma anche i semplici cittadini possono fare molto. Per l'accoglienza invernale diamo la disponibilità, ci mettiamo in rete con le istituzioni civili, il comune, e diamo la possibilità di avere 60 posti letto ogni giorno presso le parrocchie, e abbiamo sempre bisogno di qualche volontario che venga, addirittura qualcuno passi la notte, ma soprattutto alla sera, dalla sera fino alla mattina, un saluto, una relazione, un piccolo accompagnamento è la cosa davvero importante. Restiamo a Padova per la restituzione alla città di un gioiello di arte e storia, ad affiancarsi ad un altro gioiello per così dire profano che è il Centro Culturale San Gaetano in via Altinate. Al suo fianco infatti è stata inaugurata dopo 2 anni di lavori la ristrutturata chiesa di San Gaetano grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e del Veneto. Il servizio è di Micaela Faggiani. Dopo il Centro Culturale San Gaetano, ecco rinascere in via Altinate anche la chiesa di San Gaetano, dopo 2 anni intensi di restauri e oltre 5 anni di chiusura dell'edificio al pubblico. Dove un tempo sorgeva la chiesa e il monastero dei chierici regolari e teatini, oggi risplendono sia il Centro Culturale omonimo che la chiesa di San Gaetano, luogo ricco di opere d'arte del Cinquecento, ma anche caratteristico per la sua struttura architettonica.
In particolare la chiesa ospita opere d'arte uniche come la Madonna e Bimbo realizzata in pietra di Nanto da Andrea Briosco. Voi siete colpiti dall'apparato decorativo, però l'apparato decorativo viene dopo, è un apparato settecentesco, come volgarmente si diceva, stucco e pittura fanno bella figura, ma qui c'è una grande architettura e oserei aggiungere un'architettura di valore e di capacità urbana di esprimere quello che è. Ecco, bisogna fare un'astrazione, leggerla in una chiave completamente diversa. Ossia un elemento architettonico innovativo e rivoluzionario, perché anche, voglio dire, la Chiesa è stata rivoluzionaria nel suo tempo, per quello che dico anche un atto di fede, e questa è un'architettura, a mio avviso, rispetto alle altre di carattere religioso in città, rivoluzionaria. 1.539.000 il costo del restauro, che ha riguardato la facciata, il tetto, il campanile, il sagrato e l'apparato seicentesco firmato da Guy Louis Vernansal con la gloria del paradiso, 16 settori posti sulla cupola, rovinata negli anni dalle infiltrazioni d'acqua. Riportato alla sua struttura originale l'apparato architettonico della chiesa, caratteristico per il corpo ottagonale, dopo aver eliminato la pesante sovrastruttura in coppia a 4 falde che ricopriva e nascondeva la cupola. Bisognerà immaginare una organizzazione efficiente, io credo che sia una cosa possibile. Ecco, Padova ha tesori d'arte rivalutati, sistemati in maniera prestigiosa, e quindi sarebbe un peccato che non fossero convenientemente conosciuti, oltre che dai padovani, anche da tutti coloro che frequentano Padova e che possono arrivare a Padova a questo proposito. Lavori conclusi a Padova, lavori conclusi a Verona. Dopo imponenti interventi di restauro è stato inaugurato e restituito alla città e alla comunità cristiana il Seminario Maggiore di Verona, come ci racconta Gianfranco Tommasi. È la storia di un lungo cammino, quella della edificazione del Seminario Maggiore di Verona, un cammino iniziato nel 1692 con l'affitto di alcuni locali per la formazione dei nuovi sacerdoti. Poi la grande edificazione iniziata dal vescovo Barbarigo con l'architetto Ludovico Perini, sino alla monumentale facciata progettata da Ottone Calderari. Durante gli eventi dell'ultima guerra l'intero complesso subì danni in parte irreparabili. Oggi, dopo 5 anni, lo storico manufatto ritorna nella sua veste funzionale e in parte rinnovata, con il recupero di alcune aree di pregio come la storica biblioteca e l'affresco dello Zodiaco. Una bella soddisfazione per tutta la diocesi di Verona, che ha qui un grande patrimonio per la formazione dei presbiteri e anche dei laici, perché questa è la sede simultanea della formazione al presbiterato, i nostri 50 e più studenti di teologia, oltre agli altri studenti che provengono da altri itinerari formativi, e da tantissimi laici, qui nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e del biennio di pastorale, e poi tutti quelli che verranno nel centro culturale di elaborazione del pensiero cristiano. Direi che proprio è una bella soddisfazione perché guarda il futuro della nostra diocesi, che qui può avere un grande laboratorio. Il Seminario Maggiore sorge nel quartiere di Veronetta, un'area della città che in questi ultimi tempi ha risentito di un certo degrado dovuto all'abbandono degli abitanti stanziali a favore degli immigrati di varie etnie con usi e costumi difficilmente conciliabili con le tradizioni nostrane. Per cui il restauro del seminario e la ripresa delle attività è visto con un certo interesse anche dall'amministrazione comunale. Sì, ha anche questa valenza, perché questo è un quartiere splendido, è il centro di Verona, il cuore di Verona, deve essere valorizzato, è un intervento come questo, è un intervento eccezionale, veramente i veronesi dovrebbero venire qua a vedere cosa è stato fatto, perché vederlo è diverso, che le immagini possono dare un'idea non reale di quello che è stato fatto, veramente un intervento splendido, credo che sia una gran valorizzazione per un quartiere appunto che merita molto. La decisione dell'avvio degli importanti lavori di restauro 5 anni fa si deve al vescovo emerito padre Flavio Carraro, predecessore di Monsignor Giuseppe Zenti. Anche perché è stato molto travagliato l'inizio, no? E la preparazione, anche perché non si sapeva mica bene dove trovare eccetera, ma credo che ci sia stato proprio, non ho voluto insistere, ma una presenza della provvidenza. Mi ricordo sempre, purtroppo non mi viene in mente il nome di un impiegato della regione che è venuto qui, uno che doveva viaggiare sempre con la bombola dell'ossigeno perché era così, ma era uno che valeva molto e ci teneva a venire. Siamo stati insieme 2 volte,
qui da noi in Vescovado e ci ha dato una mano, praticamente ha fatto passare i permessi. E così nel comune abbiamo avuto qualche difficoltà, ma allora c'era una giunta diversa che in verità bisogna dire ci è venuta incontro, sia anche cercando noi di andare incontro alle esigenze, perché loro parlavano sempre di un inserimento in un progetto molto più ampio che doveva comprendere anche i terreni che noi avevamo. No? Allora con questo ci siamo intesi, mi pare, abbiamo collaborato abbastanza bene, sì, poi le difficoltà si sanno, no? Insomma, si incontrano sempre, però per il periodo che sono stato io, almeno cammin facendo, siamo andati bene, sì. All'inaugurazione del rinnovato seminario maggiore della diocesi di San Zeno ha partecipato anche Sua Eminenza Attilio Nicora, anch'egli vescovo emerito di Verona, il quale ha parlato dell'importanza che assume il seminario nella preparazione dei sacerdoti. Sì, appunto, se vogliamo andare alla radice di questa parola, seminarium in latino, vorrebbe dire semenzaio, cioè terreno nel quale i germi, i semi della vocazione, che è grazia di Dio, vengono dalla Chiesa coltivati, fatti crescere, perché diventino poi frutto maturo da mettere al servizio del popolo di Dio. Quindi è una presenza preziosissima, preti non ci si improvvisa, soprattutto in una condizione come quella di oggi. La Chiesa, fin dal Concilio di Trento, ha sentito l'esigenza di predisporre strumenti educativi precisi e concreti per la formazione dei suoi preti. Per cui il seminario è una realtà di tutti, deve stare a cuore a tutti, alla Chiesa e ai cristiani convinti in primo luogo, ma direi alla stessa società civile, perché avere persone che dedicano la vita in termini di gratuità a sostenere i grandi valori che plasmano l'unità fondamentale del popolo italiano è una cosa che non ha prezzo, è un valore davvero impagabile. Quindi io sono contento di vedere questa ristrutturazione, rinnovamento. Certo, gli edifici sono i più pesanti da mantenere, ma anche i più facili. Tutto sommato, il problema sono le persone vive e la formazione del loro cuore e delle loro coscienze, però con uno strumento così credo che sia almeno agevolata anche una buona intrapresa educativa per il bene di tanti. Da Verona andiamo a Venezia per un'altra restituzione, in un altro senso evidentemente. È l'originale conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia, è un libro molto imponente, anche fisicamente molto pesante, molto bello all'interno. Ebbene, il Patriarca di Venezia ne ha ricevuto in dono una copia, come ne sono state fatte altre, copie veramente di pregio. Parliamo del Breviario Grimani. Che cosa sia e quanto bello sia ce lo racconta Cristina Pagnin. Una cosa nobilissima da mostrare solo a persone di riguardo e in circostanze eccezionali. Così diceva nel 1500 il cardinale Grimani del suo meraviglioso breviario, il codice fiammingo che aveva acquistato per 500 scudi d'oro e che lasciò in eredità alla Serenissima perché lo custodisse come un tesoro. È infatti un capolavoro assoluto, arricchito da raffinate decorazioni, fregi preziosi e 120 miniature a piena pagina che raccontano la vita dell'uomo nella sua quotidianità campestre. Oggi uno dei 750 esemplari riprodotti grazie alla Salerno editrice e alle ultime tecniche tipografiche è stato donato dalla Regione Veneto al Patriarca di Venezia. Non immaginavo, ho visto altri codici, ma non immaginavo di trovarmi di fronte a una cosa di una unicità, di una bellezza così straordinaria e ripeto, l'obiettivo è di renderlo godibile ed usufruibile senza che sia rovinato. Realizzando una cosa di questo genere si ha un'emozione profonda e si ha la profonda soddisfazione di avere usato bene i soldi dei cittadini. Abbiamo recuperato un qualcosa di straordinario, di nobilissimo, una volta riservato a pochissime persone. Il manoscritto originale è gelosamente custodito nella Biblioteca Marciana, ma le riproduzioni possono essere acquistate dai privati per 22.000 euro o dalle biblioteche e dalle università. Insomma, un gioiello che invece di rimanere nascosto ora potrà essere ammirato anche dal grande pubblico e che rappresenta un po' un paradigma di ciò che potrebbe fare la stessa città di Venezia. Investire il ricchissimo patrimonio culturale che noi oggi possediamo con le tecnologie più adeguate può consentire
di generare posti di lavoro compatibili con la nostra città lagunare, così che i giovani non debbano lavorare solo nel turismo. Ultima interruzione pubblicitaria, tra poco altri argomenti dalle chiese del nord-est, vi aspetto. Bentornati in questa ottava puntata di Insieme da Aquileia. Si sta chiudendo in questi giorni l'anno agricolo, come da tradizione, con la festa di San Martino. In alcune province la festa del ringraziamento è stata già celebrata domenica 8, in altre è in programma domenica 15. Ebbene, è un po' un tempo di bilanci per chi si occupa della terra. In particolare la Coldiretti di Rovigo ha partecipato ad un convegno con dei sacerdoti, convegno del clero che si è svolto a Trecenta, a Palazzo Pepoli, sul tema la filiera agroalimentare, l'iniqua distribuzione del valore aggiunto. È un tema sempre di attualità che lega dunque ancora una volta, come già succedeva magari più esplicitamente in passato, il mondo contadino al mondo cattolico. Vediamo il servizio. Tu prepari il frumento per gli uomini. È con questo versetto del Salmo 65 che la Conferenza Episcopale Italiana ha voluto lanciare il messaggio per l'annuale giornata del ringraziamento. E la Coldiretti di Rovigo ha condiviso con il clero diocesano di Adria Rovigo l'annuale giornata di incontro e riflessione sui temi cari al mondo agricolo. Tutti gli anni noi come Coldiretti di Rovigo organizziamo una giornata insieme al clero in preparazione della giornata di ringraziamento. Quest'anno abbiamo voluto parlare della filiera, e cioè del valore aggiunto sulla filiera, per capire, approfondire un attimo perché i nostri produttori, nonostante i consumatori pagano molto, non riescono a recuperare quel valore aggiunto che c'è. E credo che questo sia lampante, perché su €1 speso dal cittadino consumatore, solo 17 centesimi vanno a finire al produttore. Credo che questo sia iniquo, perché il produttore rischia di suo, investe e alla fine porta a casa pochissimo. Questo ovviamente sta mettendo in crisi le famiglie. Il nostro Polesine è un territorio prevalentemente agricolo e il clero non può ignorare queste difficoltà. Sono circa 6.000 aziende che sono iscritte a Coldiretti. Tutto questo ovviamente ha delle implicazioni etiche, perché questi problemi nascono da una iniqua distribuzione del reddito. Allora bisogna capire come si può essere portatori non di un conflitto sociale, perché non mira a questo la Coldiretti, ma di una proposta che, pur restando dentro le regole del mercato, tuteli gli interessi legittimi anche dei produttori agricoli, incrementando questo valore aggiunto. Oltre al messaggio per la giornata del ringraziamento, la CEI ha elaborato anche una nota pastorale intitolata Frutto della terra e del lavoro dell'uomo, frase in uso anche nella liturgia eucaristica, che conferma lo stretto e tradizionale legame tra il mondo agricolo e quello cristiano. Il messaggio fondamentale è che la terra è dono di Dio e quindi va valorizzata e rispettata nelle sue leggi, e va usata in modo tale che tutti ne possano usufruire dei beni. In secondo luogo è stato ribadito dai vescovi il ruolo del lavoro agricolo, che è fondamentale per salvaguardare la natura che abbiamo. Non possiamo abbandonarla a se stessa, perché questo vorrebbe dire deturparla. In terzo luogo il messaggio segnala che l'ambiente oggi sta correndo dei gravi rischi per un uso non sempre corretto. Quando ad esempio un territorio agricolo viene tutto occupato da capannoni e viene stravolta la natura stessa dell'ambiente. In quarto luogo non basta pianificare in maniera corretta l'uso dell'ambiente, ma è importante anche difendere il lavoro agricolo, che oggi purtroppo si trova sottoposto a un'attività commerciale non sempre rispettosa del lavoro agricolo che viene fatto qui nella nostra terra. E infine è importante valorizzare nel mondo agricolo anche gli immigrati, che molte volte si sono trovati espropriati nei loro paesi di appartenenza della loro terra proprio da alcune grandi aziende industrializzate dell'Europa o dell'America.
Fondamentale per la sopravvivenza e il rilancio del settore agricolo è e sarà il ruolo della politica su scala mondiale con le decisioni del G20 e dell'Unione Europea, ma anche in piccolo con le leggi e le scelte di Stato, regioni e province. Intanto un'agricoltura a misura di uomo e rispettosa delle coltivazioni e del nostro territorio, e poi un'agricoltura forte come sempre stata, perché se noi pensiamo che il settore primario, cioè l'agricoltura, era la forza propulsiva dell'economia polesana, questa la dice lunga. Attualmente non lo è, perché i coltivatori della terra risentono profondamente e anche direi non equamente di questa crisi economica. Per loro gli ammortizzatori sociali non hanno la valenza che hanno per l'industria. È nata a Padova la prima scuola del legame sociale d'Italia. L'obiettivo è la formazione dei cittadini per favorire la crescita di una città diversa, rivolta soprattutto a capire i bisogni del prossimo. Altri dettagli nel servizio di Luisa Bertini. Parte il 14 novembre la prima scuola del legame sociale. Il progetto avviato dal CSV di Padova in collaborazione con quello di Treviso e Vicenza, l'Associazione Elisabetta d'Ungheria, D-Web per la Diocesi di Padova e la Ca' Foscari sarà articolato in un biennio di formazione. 7 gli incontri annuali a tema con l'obiettivo di far emergere nuove visioni del mondo e costruire una città sempre più solidale. Il confronto, che si avvale di studiosi del settore, si propone come laboratorio progettuale di analisi e di proposta sui temi di maggiore attualità che coinvolgono la società e il volontariato. Vogliamo coinvolgere la cittadinanza attraverso le associazioni per avere, se possibile, una città felice, come dice il programma. Svolge soprattutto perché sentiamo la necessità che la gente venga e conosca e possa interferire su quelli che sono gli ambienti della città. Poter capire, poter fare e poter anche agire e magari vedere i risultati è quello l'obiettivo. Sapere che la gente è coinvolta perché tutto possa essere condiviso e magari rendere proprio felici chi partecipa. Noi cerchiamo che siano soprattutto i giovani, perché l'avvenire è dei giovani, però è rivolto a tutti in maniera che ci possano essere anche esperienze del passato che possano incidere e dare anche suggerimenti. Quindi la sapienza dell'anziano e la voglia del giovane vanno condivise e miscelate assieme. Al momento sono 20 gli iscritti, ma come si possono costruire città felici? Potrei portare degli esempi, cioè se noi andassimo ad esempio a Marghera di domenica pomeriggio avremmo chiaro che lì è un posto dove non vogliamo vivere, è un posto grigio che in qualche modo evitiamo con cura. Però se su questa zona mettessimo dei bar, mettessimo delle iniziative, facessimo girare delle persone, in qualche modo quella zona potrebbe rinascere e diventare felice. Sembra banale, sì, sicuramente è una cosa semplice e banale, ma di tutto il fondamento di questa cosa sono le relazioni. Quindi avviando le relazioni, avviando nuove relazioni sul territorio, questo potrebbe rendere le città più felici, perché di questo c'è bisogno oggi nelle città. Questa idea che la scuola del legame sociale parta dall'idea di bellezza è un'idea che ci avevamo necessità da sempre di coniugarla. Abbiamo chiesto quindi a Giovanni Realdi, a Luigi Gui, a Benedetto Gui, al professor Iori e a tanti altri che adesso non ricordo, di coniugare attraverso questa scuola per il primo anno l'idea di bellezza. In questo momento siamo riusciti a coniugarla sulla scelta delle sedi, abbiamo scelto delle sedi belle di per sé, in punti precisi delle città, perché le città coinvolte saranno Treviso, Vicenza e Padova, e quindi in qualche modo a questi alunni che verranno su questa scuola dove ci si siede, quindi si avrà la possibilità di sedersi e di ascoltare una lezione e anche di condividerla, lo faremo su posti molto belli e accoglienti. Si è svolto nei giorni scorsi a Bassano la premiazione del 27° premio internazionale Medaglia d'Oro al merito della cultura cattolica, assegnato quest'anno al professor Francesco D'Agostino, che abbiamo già sentito nella parte iniziale. Lui è presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani e presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Vediamo perché a lui questo premio insieme a Valentina Voi.
uno strumento di aggiornamento e di catechesi nella fedeltà al Magistero della Chiesa, attraverso la guida di insigni personalità della cultura cattolica. È questo lo spirito del Premio Internazionale Medaglia d'Oro al Merito della Cultura Cattolica della Scuola Cattolica di Bassano del Grappa, giunto quest'anno alla 27ª edizione. A ricevere il premio di questa edizione è stato il professor Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani e presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Il presidente della giuria, professor Gianfranco Morra, ha così spiegato le motivazioni del premio al professor D'Agostino. Egli ha riaffermato la necessità di garantire sì ogni legittima autonomia alla scienza e alla filosofia, ma anche di superarle e insieme di fondarle sopra un sapere diverso, sopra una fides che non è contro, ma è oltre la ratio. Presenti alla serata di premiazione il sindaco di Bassano Stefano Cimatti, il vescovo di San Marino e Montefeltro Monsignor Negri, il sottosegretario al lavoro, salute e politiche sociali Eugenia Roccella e Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, che ha intervistato il professor D'Agostino sul rapporto tra diritto e fede. Durante la serata sono stati portati i saluti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di Papa Benedetto XVI, che fu premiato da cardinale nel 1992. Il vero valore di questo premio sia oggettivo più che soggettivo. Questo premio conferma che la cultura cattolica non è una cultura confessionale, non è una cultura teologica e non è neanche una cultura semplicemente pastorale. Lo dimostra il fatto che in 27 anni sono stati certamente premiati anche teologi, anche sacerdoti, anche cardinali, ma la maggior parte dei premiati va annoverata tra i laici, quei laici che sono convinti che il cattolicesimo parla del bene umano, del bene sicuramente dei cristiani, ma ancora più in generale del bene di tutti gli uomini. Un premio, quello della Scuola di Cultura Cattolica, che non ha perso di significato nel corso degli anni. Oggi significa la volontà della Scuola di Cultura Cattolica di trasmettere un messaggio cattolico alla cittadinanza di Bassano del Grappa, un messaggio in cui ragione e diritto dimostrano i valori cristiani. I valori cristiani sono tali tanto quanto ragione e diritto riescono a confermarli. Non sono le mie parole, ma penso siano state le parole del professor D'Agostino a dimostrare questo messaggio. Siamo in tempi di crisi e bisogna un po' ripensare gli stili di vita, i modi quotidiani di agire e anche di usare il denaro. Per il denaro ci può essere un uso consapevole, non bisogna demonizzarlo e allora qualche consiglio ci arriva da Treviso, in particolare dalla Caritas Tarvisina e anche dalle ACLI nel servizio di Francesca Iuculano. Difficoltà a pagare le bollette, le rate del mutuo della casa, l'affitto, addirittura a fine mese semplicemente manco di soldi per riempire il carrello della spesa. Siamo nella ricca Marca Trevigiana, culla del benessere veneto assieme a Vicenza e Verona, ma ovviamente non per tutti. Sarà anche colpa della crisi? Certo è che le famiglie che non arrivano alla terza settimana sono in aumento. A rilevarlo la Caritas Tarvisina, che però sottolinea come la maggior parte della mancanza di risorse sia imputabile a uno scorretto uso del denaro. Insomma, per essere chiari, ai 6 sportelli di microcredito aperti dalla diocesi in collaborazione con le banche di credito cooperativo si presentano molte persone che hanno il frigo vuoto in cucina ma il televisore al plasma ultima generazione in salotto. Tutto ovviamente acquistato a rate, spesso senza fare i conti effettivi delle proprie risorse. Ci siamo accorti che come c'è una difficoltà
notevole nella gestione delle risorse da parte delle famiglie. Diciamo che il credito al consumo e gran parte della pubblicità che ha insistito molto su dei bisogni che poi si sono rivelati indotti e non necessari alla vita delle nostre famiglie, ha creato questi squilibri dal punto di vista della gestione delle risorse, gestione economica. Tante volte gli utenti che si rivolgono a noi non sanno neanche con completezza avere uno sguardo su tutte le uscite che hanno attraverso rate e ratine che ci sono nel loro bilancio. Partono allora dei corsi in collaborazione con le ACLE e le banche di credito cooperativo del territorio per educare le famiglie a stili di vita più sobri e ad un corretto uso del denaro. Gli incontri si svolgono durante il mese di novembre, ogni giovedì a Treviso, presso la sede della Caritas, e verranno poi replicati a Montebelluna, Castelfranco, San Donà di Piave e Mirano. Il secondo aspetto è quello un po' della rete. Ci sembra importante che nel proseguo di questi incontri ci sia anche un'informazione di quello che sul territorio esiste. Stiamo facendo degli incontri anche con i servizi sociali dei comuni che sono interessati da questo progetto, proprio perché possiamo offrire anche noi delle informazioni e soprattutto anche dei strumenti concreti che possono riguardare il sostegno dei servizi sociali che sono nell'ambito dei comuni. Con questo noi chiudiamo l'8ª puntata di Insieme da Aquileia, puntata che potrete rivedere nelle settimane successive nel nostro canale YouTube www.youtube.it/Telechiara-Produzioni. Nella parte di destra poi cliccate su Insieme da Aquileia, lì ritroverete questa puntata e anche le precedenti. La settimana prossima torneremo, ovviamente sempre alla stessa ora, il martedì alle ore 21, per parlare di altri argomenti dal nostro territorio, dalle chiese del nord-est. A tutti buona serata.